Buongiorno a tutti, sono sempre Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, in compagnia della mia cagnolina Brenda, e volevo continuare la nostra passeggiata nel bosco. Da quando Brenda è con me, tutti i giorni la porto a camminare e mentre siamo io e lei ed ammiro la natura che mi circonda, mi ritrovo a pensare molto a voi, anche perché mia nonna, che era nata in Valtellina, mi ha sempre raccontato che per voi il bosco era una miniera di risorsa indispensabile. Infatti vi forniva frutti per nutrirvi, erbe per curarvi e anche legna sia per scaldarvi che per costruire oggetti di uso quotidiano come il rastrello che sicuramente ricorderete viene usato per raccogliere erba, fieno e foglie. Ecco Brenda, e questo è il bosco. Credo che siate d'accordo con me che il bosco costituisce un luogo di immensa bellezza che ci dona delle emozioni uniche in tutte le stagioni, come in questo periodo dove la natura si prepara a un lungo letargo invernale. Piano piano inizia a vestirsi di colori caldi e intensi, tipici dell'autunno, e che sanno trasmettere tanta serenità. La natura cambia non solo il suo aspetto, ma anche i doni che ci offre. Infatti, durante questa stagione, i frutti più tipici sono i fichi, le mele, i cachi e tanto altro. C'è un frutto su tutti che ricorda e richiama la stagione autunnale. Indovinate qual è, nonnini? È proprio lei la regina di questa stagione, la castagna. Per molto tempo questo frutto è stata una fonte di nutrimento davvero importante e ancora adesso è utilizzata in tantissimi piatti della nostra cucina e della nostra tradizione, dagli antipasti ai dolci. Infatti, come voi sapete, le castagne possono essere cucinate in tanti modi diversi, possono essere bollite, fatte al forno e le famose caldarrosse. Che bontà! Riuscite a sentire il profumo delle caldarrosse, nonnini? Per finire e salutarvi, vi voglio lasciare con un pensiero di un famoso cristiano, Bernardo di Chiaravalle. Troverai più nei boschi che nei libri, gli alberi ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Volevo mostrarvi la mia maglietta della mia associazione Un Sorriso in Più, che oggi mi sono dimenticata, e dirvi, allora, nonnini, pensateci e non dimenticate che anche voi siete sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Godetevi questa magica stagione con i suoi colori e i suoi affascinanti cambiamenti, anche solo attraverso le vostre vetrate. Magari sorseggiando un buon tè caldo, che non c'è niente di più rilassante. Adesso vado a casa a scaldare un po' di acqua per il tè, anch'io, e vi penserò. Spero di aver acceso in voi dei bei ricordi e come sempre vi mando un grande abbraccio e un saluto anche da Brenda. Allora, nonnini, sotto questo bel castagno, di fronte a tutti questi colori dell'autunno, vi faccio fare un saluto da Brenda.
zampa, brava, l'altra, brava, orsetto, orsetto, resta, bravissima Brenda, gamba, Brenda, gamba, ancora Brenda, gamba, seduta, seduta Brenda, seduta. Ciao a tutti, ciao, grazie. Brava, bravissima.